Buonasera a tutti e benvenuti a Sagnovis. Sono 5.403 i news positivi che sono saltati fuori negli ultimi 24 ore a fronte di 37.600 tampons molecolari e test svelzi. A Calina 39 pazienti ricoverati in terapie intensive con 484 persone ricoverate in ospedali in altri saris medici. A son 96 gli infettati dentro dal sistema sanitario regionale che a son di giunta anche 28 ospiti e 55 lavoratori dagli schiasi di ricovero per anziani. Siete i morti di questi anche un uomo di 62 anni di Ronchis di Monfalcone e un di 63 di Morsan Altiliment, tutti e due manchiati in ospedale. Tampons sorenue, tali speziarie e tali strutture private convenzionate per persone che assedino a fin dall'isolamento, alla fin dalla quarantena oppure per il tracciamento scolastico. A lei il risultato della delibera firmata dalla Regione per venire incontri agli sfameis per far fronte ai costi dei tampons, in particolare per arrivare ad ore a dare un sburto ai fur dagli quarantenis. Si potranno fare i tampons sorenue per i test che assegnino la fin dall'isolamento di cittadini positivi, basta che assedin 100 sintomi di almancul 13. Per i test di fin di quarantena di chi hanno avuto contatto stretto con int positive e per i test per i tracciamenti in ambiente scolastico. Perché sprovvedimento, alla contata l'assessore regionale Riccardi, ometti 10 milioni di euro per cuviergi dal tutti il costo dai tampons. È state fatte l'autopsie sul corpo di Lorenzo Parelli, il giovane di Gevotain, che è morto sul paese di Vore a Laucià di Pavia di Udine la settimana passata. Dose di persone al momento notati dalla lista da indagas dalla procura di Udine. E intanto, più di 200 studenti di tutta Italia si sono da sdogni a Udine per manifestare, domandando più sicurezza dai stage e dai tirocini. Non sono state le infiltrazioni dai movimenti Novax e No Pass che si aveva pure. Un'ora dopo che è scominciata la manifestazione, il gruppo si è sfantato. Un uomo bulgaro di 37 anni è stato arrestato dalla polizia di confini di Gorizia per aver favorito l'immigrazione in maniera grivie. Gli agenti di polizia hanno intercettato la sua macchina lì dal vecchio passaggio di confini di San Pieri. Dentro dalla macchina ieri in SIS cittadini turcs che hanno dichiarato di essere stati schiappati su in Croazia e per essere dopo portati fino in Francia. Ora è stato dato di mangiare e visitato di un miedi, il pastore è stato invece menato in prigione a Gorizia. Si è fermate a 382 preferenze la corsa di Maria Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza della Repubblica dopo che il suo nome è stato lanciato dai partiti di centri-destra e di mattina. Per risposta il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle non hanno chiappato le schede visando che se fosse stata eleggiuta sarebbe in stas riflessi importanza sul governo. Ma alla fine non è stato nulla fa, il traguardo alle 505 preferenze sarebbe stata ben lontana dalla votazione di mattina, anche perché una sessantina di parlamentari dal centro-destra non le hanno votate e alle 5 pomeriggio è cominciata una nuova sessione di voto, come che avevano concordati presidenti dai gruppi di Camera e Senato. Il Teatri Verdi di Pordenone l'ha domandata a Ornella Muti che i Besca chiapparà per la sua partecipazione a Sanremo all'edina cuviergi risarcimento ai confronti dall'ente culturale. La storia gliela è dal fatto che la Muti dal 2010 aveva saltato un spettacolo giustificandosi col fatto che non stava tan bene, ma in verità aveva platato con queste scuse la sua partecipazione a una cena di gala in compagnia del presidente russo Vladimir Putin. La Muti ieri è stata condannata a rifondere il DAM e ogni mese ai dà 1.000 euro al teatro per garantire la sospensione con la condizionale. Fin che mo è appaiato 21.000 euro, ma mantiene anche mo altri 15.000. Novis stampanti e lavagni tecnologici per le scuole medie di Pradaman, intanto che il comune ha da ora proiettare la realizzazione di un asilo NEET dentro dalla scuola dall'infanzia. Non si infevela il sindaco Enrico Mossenta.
Le scuole di Pradaman sono al centro di attività amministrative di un'evora di tempo. Sì, di un'evora di tempo vi intaccat che sono i lavori all'interno delle scuole di Pradaman. Vi intaccat prima con che erano le scuole elementari che sono state inaugurate in altri anni, quindi con tutti che sono i livelli di sicurezza e anche di novità che hanno chialato che scuole salì. Ho voluto anche realizzare dentro le scuole che è una sorta di chiacchierà col muro, chiacchierà col pavimento, cioè affinché tutto al potere di essi un lavoro biel per frutti imparare le scuole, imparare le didattiche senza avere nessuna fadie. Come in far finire che sono le scuole medie, dove convinco invece di puntare un sacco di più su che è le forme di digitalizzazione, con le presenze di lavagni digitali che di nuove generazioni, la stampante 3D e quant'altro che può essere metti d'ogni. Poi in denant, pensi dentro chi stanno, ho la approvazione del progetto preliminare invece per ristrutturazione delle scuole di infanzia e spero anche di poter ampliare i servizi a favore dei famiglie con la costruzione dell'asilo nido e quindi dei frutti per i giovani. Questi sono tutti un lavoro di che sono i servizi strutturali che dicono a favore dei famiglie di Pradaman, donde qua mettiamo anche che sono altri servizi come il progetto integrato di scuole, col dopo scuola e tutte le attività che stanno donde, piuttosto che altre attività di accompagnamento dei frutti a scuole. Dalle scuole alla viabilità fin la promozione turistica dal territorio che al conte un dei borgs più bie d'Italia. Il comune di Trivignano da ora lavora per migliorare i servizi per i cittadini e anche per le aziende. Ascoltiamo il sindaco Roberto Fedele. Opere pubbliche importanti a Trivignano di Nes. I ven tanti lavori in cantiere, o ven già diversi robi che erano partiti qualche anno fa, purtroppo dopo per le pandemie, o ven scugnuti rallentato perché ovviamente non potevano avviare i cantieri, o ven interventi che riguardano le scuole, per mettere in sicurezza ovviamente i nostri sfrus per poter intervenire sull'aspetto energetico ma anche sull'aspetto sismico che è un lavoro importante. O ven altre opere importantissime che riguardano le viabilità perché noi abbiamo due strade regionali che passano per il nostro chiaflò che quindi anche lì non a migliorare tutto ciò che riguarda le viabilità dal nostro territorio. E viene anche un grande intervento che riguarda un'area camper dove non a ristrutturare un immobile tal borgo di Clauian che l'ha inserita dal circuito dei borghi più bei d'Italia dove che noi ci rende di migliorare gli aspetti turistici e di intercettare ovviamente tutti i turisti che passano sulle nostre regioni. Col Diretti Nazionale e la Fondazione Campagna Amica hanno consegnato 60 packs di solidarietà anche tanti famiglie in difficoltà di Udin. Ogni pack ha dentro i 30 kg di robe di mangiata, anche paste, farine, alimenti per i frus, latte, fasui e passate di tomate, tutte robe produciute dalla filiera agricola italiane. Anche tanti packs sono stati consegnati a Gurizze e a Pordenone per un totale di 5 tonnellate consegnati in tutta la regione. E queste erano le ultime nuove di UE, con nuovi si tornano a io di lunis, sempre alle snuban col vince sozzere. Mandi e rivio di sì.